Perché ho visto che appunto lei dietro le quinte era un po' perplesso, era un pochettino amareggiato. Che le è successo? No, siccome lei parlava di gite... Come no? Parlavo dell'Etna, col comune di Belpasso, ne parleremo domani, sì. È un territorio... Poi l'Etna ha un paesaggio... Arriva dall'Etna, scende fino... Sì, poi ieri ci hanno fatto vedere proprio tutte le bocche delle ultime eruzioni, una cosa meravigliosa. Io penso che se arriva lì un giapponese, un francese, un norvegese, bazzisce. Lei che ha fatto? No, io volevo andare sull'Etna con mio cugino Alfio, partenza alle 4 del mattino. Proprio per essere puntuali. No, perché così non c'è traffico, appuntamento davanti a casa mia, alle 4 precise io scendo sotto, siccome io garage non ce n'ho. Non ce n'ho. Vabbè, non ne ha, L'avevo trovato un garage. Era un po' a 3 km da mia casa. Scusi, il garage è comodo perché deve essere sotto casa al massimo dietro l'angolo. Lascia la macchina, poi ne vado a piedi. Non è il caso. E allora la macchina la lascio davanti a casa mia. Siccome che lei non mi ha mai dato l'onore di venire a casa mia, è vero, però ce l'ho detto tante volte. Verrò presto. Venerà. Questa verrò. Questa strada è dichianata e quindi io la macchina che la lascio davanti a casa mi scanto che se qualche carusaccio, per dire, ammutta, siccome la strada è dichiarata forte, ma allora che cosa faccio? Ci metto in rote girate a metto di calata. Perché la macchina non è che parte sempre, la macchina è un po'... allora parte... Come non parte sempre? Cioè, lei ha una macchina che una volta parte e una volta no. La macchina dovrebbe... Poi, certo, può succedere una volta, però... La macchina è un poco vecchietta. Allora io la metto di calata, se non parte la faccio partire a strappo. A strappo, che... Cioè la metto a folla, poi ci carro con un colpo di seconda, là si apre il Bravo, vabbè, a strappo. E hai visto i pistoni, lo specchietto rotto, hai visto i pistoni che ne escono fuori. Comunque. La metto con le ruote girate verso il marciapiede, in modo che magari che ammuttano non cammina, e poi ci metto le pietre davanti alle ruote di dietro. Metto le ruote davanti girate... A che cosa? Le ruote davanti girate verso il marciapiede e le pietre nelle ruote di dietro, davanti alle... A che cosa? Davanti alle ruote di dietro. Allora... Le ruote davanti sono girate verso il marciapiede che stanno ferme così, appiccicate al marciapiede, mentre invece lei mette... se tu la spingi la macchina deve seguire sopra il marciapiede. Perfetto. E non cammina. Perfetto. Però davanti. Per essere più sicuro davanti. E invece di dietro ci metto le pietre davanti. A che cosa? Di dietro le ruote. Che sono davanti invece? Le ruote. Allora, la macchina c'ha 4 ruote. 4 ruote. 2 davanti e 2 di dietro. Madre, delle ruote davanti non ne furtiamo completamente. Perché sono messe vicino al marciapiede, girate al marciapiede. Ora noi parliamo solo delle ruote di dietro. Lei mette le pietre dove? Io metto le pietre davanti. A che cosa? Alle ruote. Che sono invece di dietro. E le pietre dove sono? Davanti. Ma a che cosa davanti? No, gira, No, perché se lei comincia un discorso lo deve portare a termine. Davanti alle ruote di dietro, perché le ruote davanti sono girate, ci metto le pietre. Che sono quindi davanti a che cosa? Alle ruote di dietro, alle ruote di dietro. Mentre le pietre sono davanti. Appunto. Giusto? Beh, ci siamo, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. È una fatica. Arriva mio cugino Alfio alle 4:05, rota lapa. Se lei c'ha la 600? Io c'ho la 600. Di colore? Bianco satinato, sporco, graffiato, ne esce da casa così, c'è scritto. Modello panoramico. Perché panoramico? Che avevi sportelli che di sarapano così. E perché li chiama panoramici, scusi? Scusi, no, che si chiamano sportelli panoramici. Perché quando ne scendono i film, e tu vedi tutto il panorama. Si vede tutto il panorama, bene, capito. Furbacchione. Allora, quindi lei, e poi? E allora, mio cugino arriva, mi ascendevo perché era in una montagna, stava vestuto, signor La Rosa, che schifo. Sono mesi stivali per biverare. Chiede che ci arrivano qua e tutto qua se l'aveva attaccato con scotch di imballaggio. Quando arrivi non ci traseva di... Mamma mia, Poi si mise i mutanna a longa di lana, cioè venne che mutanna a longa tutte cosute davanti. Mamma mia, anziché mettersi una tuta da sci semplice. Ma che? A giacca da quando fece un militare, quando fece un soldato, ma la cosa faceva dignità. Basta. Arriva Alfio, posa la lapa, acchiana la macchina, acchiano io, acchiana lui, io al mio posto, lo sportello, No, scusi, aspetti, lei ha detto che la macchina ha 2 sportelli panoramici, quindi il primo è lo sportello di sinistra, il secondo è quello di destra,
E poi? E infatti io chiesto, appena io disse pa! Mi disse, che mi fece? La macchina a trasportare non saccio. E invece che era successo? Avevo scoppiato. No. E ancora va a Prima di partire. Come girai il rotto. Avevo scoppiato del posteriore del lato sinistro. Del? Posteriore del lato Sinistra, sì. Perciò, piglio cricchi, non trovai, non c'era, non ci sapeva mettere. Arrivato a un certo punto Alfio mi dice, basta, che si sediamo, questa macchina che Alfio aveva una forza. Carusi si mise, questa è la macchina, questo è il davanti della macchina, questo è il di dietro, questa era la rotascoppia. Alfio si appoggiava col suo posteriore, appoggiava un do posteriore, s'accalava. Allora, con la forza di queste mani, che poi erano i soldi, acchiappava un parafanno da macchina, da solo, questa rota! Che io subito avevo pigliata la chiave, per come la stessa misura della chiave della bomba, certo. Cioè, con la chiave in noce, se Alfio resiste, mi sa aiutate! Che andava a battere tutto viola, rosso. Io azzicco, il primo bullone, il secondo bullone, il terzo bullone. No, quarto bullone. Che è successo al quarto bullone? Ci fermiamo? Era un po' cammolato il bullone. Mi scoppola la chiave dall'aria. E Alfio mi sa così. Che? Io pigliai negli organi genitori. Signora, quando partiva la chiave mi disse, in denti lave di ferro. Va bene. La continuiamo la prossima volta. E quindi ha posato la macchina? Io ci scepai da ruota, ci mise l'auto, ci mise il bullone, stavolta il colpo era verso tutta, quindi andai tranquillo e ci canciamo a ruota. E poi siamo partiti per andarci. Lo continuiamo la prossima volta. Signor Litterio Scalisi, Manu,